qualitativo delle lezioni, della formazione che si riceve all'Istituto Diocesano? Gli insegnanti che lavorano all'interno dell'istituto sono tutte persone che hanno competenza, hanno diplomi in conservatorio nei rispettivi strumenti e hanno anche da molti anni una conoscenza piuttosto elevata di quello che è l'animazione liturgica, quindi sicuramente riusciamo a unire tanto l'aspetto esecutivo, pratico dello strumento, ma anche tutto quello che è l'aspetto della liturgia, quindi del poter mettere insieme le conoscenze e le competenze tanto strumentali quanto poi liturgiche. A che età è consigliabile iniziare a studiare uno strumento? Ma diciamo che l'età media potrebbe essere quella dai 6-7 anni, quando normalmente un bambino inizia a provare anche piacere in quello che fa e quindi ci si può cimentare mettendo insieme tanto l'aspetto ludico quanto quello proprio della preparazione vera e propria. Con quale frequenza si svolgono i corsi? Normalmente i corsi sono un giorno alla settimana lo strumento e un giorno la materia teorica, poi in base a esigenze particolari magari si tenta di andare incontro a richieste e quindi poter anche accentrare nello stesso pomeriggio le lezioni. Per chi appunto desidera approfondire lo studio di uno strumento c'è anche la possibilità di prepararsi per gli esami di conservatorio. Sì, anche se negli ultimi anni l'ordinamento è cambiato, quindi ormai non è più possibile fare i cosiddetti corsi da privatisti, sostenere gli esami da privatisti come un po' di anni fa, però è possibile preparare tutta la parte propedeutica, quindi all'inserimento poi al conservatorio vero e proprio.